Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con la velocità da parte di Zola Bad che allo steccato va a condurre, mentre c'è stata la rottura del favorito Ares del Ronco. Ha sbagliato anche Zaza Jet. Zola Bad in vantaggio nei confronti di Vaniglia Ido, quindi Vassallo in terza posizione, mentre avanza all'esterno Zuvet e CCSM trascinandosi Attalo. I primi 200 se ne vanno in 15,8 e Zuvet e CCSM va a presentarsi con decisione su Zola Bad. Sfila a condurre dopo 400 metri passati in 30 e mezzo. In vantaggio Zuvet e CCSM nei confronti di Zola Bad. Quindi Vaniglia Ido, ancora Vassallo che precede Sheridan Treb. 600 metri in 46 allo scoperto. C'è Attalo che si trascina, Bamako dei Greppi va a fare la terza pariglia, Briscola Matley. Si va verso il completamento del primo giro di corsa, passato da Zuvet e CCSM in 1-1 e 4. Guida liberamente l'allieva di Nicola Salacone, con Attalo che gradualmente cerca di portarsi sulla testa. Tanto la metà gara se n'è andata in 1,16 e mezzo, con Zuvet e CCSM in vantaggio nei confronti di Zola Bad. All'esterno Attalo, Bamako dei Greppi in pariglia a precedere Sheridan Treb. Lungo la corda c'è sempre Vaniglia Ido in terza posizione a precedere Vassallo e Bluebell Coll. Si procede di buona lena verso la curva di destra con Zuvet e CCSM che continua a guidare il gruppo, Attalo proteso all'esterno, Bamako dei Greppi in attesa in pariglia, Zola Bad lungo la corda, 15 ancora di frazione con Zuvet e CCSM che è in vantaggio. Attalo ora intensifica le palate al largo, va a coprire completamente la leader quando siamo ormai al miglio, che Zuvet e CCSM e Attalo passano in 2 minuti e 9 decimi. Attalo insiste all'attacco di Zuvet che però per il momento controlla. Zola Bad allo steccato, Bamako dei Greppi in pariglia, l'ultima curva passata in 14,8. Zuvet e CCSM ancora in vantaggio, Attalo che ci prova al largo, Zola Bad che va di dentro, Bamako dei Greppi che scatta a centropista, Zuvet in vantaggio, insiste Attalo, ci prova Bamako, Attalo che va su Zuvet che si difende sul palo, Attalo stampa Zuvet e CCSM e si difende dal finish esterno di Bamako dei Greppi. Attalo e Luca Lovera che nel finale hanno ragione della compagnia in duro percorso esterno. Poco meno di 2,30 il totale per il successo del numero 15 di Attalo, mentre c'è foto stretta per il secondo posto tra Bamako dei Greppi e Zuvet e CCSM, finiti perfettamente apparigliati. Andranno divisi sicuramente dal giudice d'arrivo, con forse una minima preferenza interna per Zuvet e CCSM, ma anzi per Bamako dei Greppi, scusate, ma è strettissima. Andiamo ovviamente dal giudice per il secondo. Il successo però è per Attalo, Luca Lovera, il training di Marino Lovera, i colori della scuderia quiriniana.